Nuova tappa del nostro viaggio fra quotidiani e agenzie di stampa per capire come sia cambiato il lavoro ai tempi del Covid-19. Oggi entriamo all'Ansa, sempre con Daniele Rotondo. L'Ansa è nata nel 1853 per iniziativa di Camillo Benso Conte di Cavour. Meno di 100 anni dopo era già fra le prime agenzie di informazione al mondo. Oggi l'Ansa ha sede qui, a 2 passi dal Quirinale. Il direttore è Luigi Contu. Da qui partivano le notizie dell'Ansa a tutte le navi italiane in navigazione. Naturalmente la notizia più attesa da marinai era il risultato delle partite di calcio. Andavano tutti a leggere per capire se la loro squadra avesse vinto o perso. Il salto tecnologico è stato notevole. Il sito ha avuto un'espansione importante. Nel mese di marzo siamo arrivati a 500 milioni di pagine viste, 80 milioni di persone sono venute sul nostro sito, è un record assoluto. Poi l'emergenza coronavirus è ancora un cambiamento. Tecnologia blockchain, abbiamo voluto farlo proprio per garantire alle persone che quello che leggono è davvero un'Ansa. C'è un bollino che appare su tutte le nostre notizie. 22 sedi in Italia, 81 uffici di corrispondenza nel mondo e tutti in questi giorni vorrebbero battere solo una notizia. La fine della pandemia. Vorrei seguire la conferenza stampa in cui Borrelli dirà casi zero. Vasco Rossi